Governatore, ciao! Eccomi qua, ciao Donatella, ciao. Grande Galan, come andiamo? No, grande sei tu e anche questa cosa che stai facendo è una cosa bellissima. Ma Brava, noi come aspettiamo te sempre. perché tu sei il nostro governatore. Vabbè, ma io volevo ringraziarti perché tu sei una delle poche, non sono tantissime, che sono orgogliose di essere venete e che soprattutto lo dicono in giro. E questa è per noi una grande pubblicità, per davvero, bella. Ti ringrazio Giancarlo e ti volevo fare gli auguri perché ti sei appena sposato. Applausi. Non sono neanche 2 settimane. Auguroni Galan, a te e alla moglie. Noi contiamo per questa iniziativa sul patrocinio della Regione Veneto, mi sembra spero che sia scontato. Io credo che che tutti devono contare su qualcosa in più del patrocinio, insomma. Guarda, io tutto pronti. quello che viene, noi prendiamo, Siamo pronti a fare la nostra parte, come devo dire le istituzioni mi pare abbiano fatto. Il governo ha prontamente dichiarato lo stato di calamità, la regione sta delimitando l'area interessata, quindi c'è stato, la cosa più bella è che sia stata una corsa alla solidarietà e alla generosità che è quella tradizionale dei veneti, ecco, questa è la cosa più bella. Stiamo facendo vedere le immagini drammatiche proprio di come sono ridotte, di come hanno trovato poi la gente le loro case a Valla di Riese, davvero fa impressione vederle. Questa gente quanto ancora deve aspettare e sperare, Presidente? No, credo davvero molto poco. Io ricordo una devastazione simile che è stata quella avvenuta a Bibione qualche anno fa. Fu una cosa impressionante. La cosa più impressionante furono i nostri veneti che mezz'ora dopo la fine della tromba d'aria già si stavano sistemando le loro case, i loro negozi, le loro attività, senza star lì a fare le foto per le assicurazioni o aspettare che qualcuno arrivasse. Ecco. Ricordo quella devastazione che mi impressionò per davvero perché fui là mezz'ora dopo. Questa è altrettanto impressionante, però la supereremo e lo faremo rapidamente.